Rieccoci, primo City Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook, abbiamo tante cose da dire, andiamo da Elisabetta rapidamente, ci sono novità rapidamente Elisabetta dal web? Allora, parlavate prima di scuole che in Francia una settantina sono state chiuse dopo una settimana di apertura su un totale di 40.000 scuole e ti faccio vedere un video di bambini giapponesi che ritornano a scuola. Sì, che gira nel web, giusto? Andiamo a vederlo Elisabetta. Sì, ti faccio vedere la prassi che probabilmente insomma, in Francia non è stata seguita. Vediamola. Qui i bambini arrivano, vedete? Il bambino arriva accompagnato dalla mamma, sono educati. gli vengono pulite le scarpe, quindi può gettare la mascherina, diciamo, e può entrare nel cancello della scuola. Quindi deve lavarsi le mani, gli abiti vengono purificati, si può asciugare le mani. E quindi questa è anche la preparazione, qua viene anche misurata la febbre. Quindi il bambino può finalmente entrare, bene, è tutto pulito. Però sono rimasto impressionato, Sindaco, che fanno anche l'inchino, appena arrivano fanno anche l'inchino, sono educati. Nel ragionamento che ho fatto, vi ho prima anche preso in considerazione con il governatore che avete girato per Padova oggi, Sindaco, e ha visto un certo entusiasmo che non si aspettava, è proprio così. È vero, ho fatto un giro per Padova, ho visto bar, mercato, ho visto un po' tutti, chi vendeva l'intimo, chi vendeva normale, abbigliamento. Mi hanno stupito in maniera positiva, devo dire, ho visto proprio entusiasmo, ma anche in termini di fatturato, tutti contenti, per carità, è il primo giorno oggi, per cui la voglia di uscire penso abbia contagiato tutti quanti in maniera positiva, però io sono convinto di essere positivo. Ecco, stiamo vedendo proprio l'immagine di lei che gira proprio per la città oggi, ecco le quali immagini. Sì, io non ho assolutamente, prima di uscire ero un po' timoroso, devo dire. Ho detto adesso segnaleranno che abbiamo sbagliato qualcosa. Invece ho trovato un ambiente positivo in tutti i settori, dal bar, ma veramente positivo. Per cui io sono convinto di una cosa, gli italiani sono come i gatti, abbiamo 7 vite. È d'accordo che non lei, molliamo mai. Dottor Franceschelli, di questo... I napoletani poi. Io non ho girato la città ovviamente come spettava giustamente al sindaco, l'ho fatto per la gioia di andarmi a prendere il primo caffè stamattina, posso testimoniare che è stata una gioia personale quella di tornare dalla signora Antonia e avere il primo caffè bevuto al banco, quindi sicuramente questo entusiasmo c'è in tutti noi. Ora la mia almeno, ma penso che sia anche quella del sindaco, e ovviamente che questo entusiasmo rimanga nel giusto binario. Ecco, prima di andare che abbiamo collegato il Ministro, vi domando, è stato un momento che eravate davvero sindaco e anche prefetto, so che lei poi ha fatto una lettera a tutti i sindaci, poi ne parleremo, eravate preoccupati della situazione, molto preoccupati. Oggi quella preoccupazione che giustamente era in voi perché amministrate e governate una città, chi in un modo, chi nell'altro, è diminuita? Siete un po' più tranquillizzati o è sempre ad alta tensione, Sindaco? Io sono decisamente positivo. Io ho visto i padovani, sono rispettosi. Quasi tutti hanno mascherine, difficilmente trovo uno che non ha mascherina, magari indossa male, però c'erano tutti. Sotto l'aspetto sociale io dico i padovani sono bravi e come ha detto il governatore bisogna continuare, bisogna non mollare. La preoccupazione è settembre, come sappiamo tutti. Io sono convinto che la passeremo liscia, bisogna essere positivi. Fiducioso. Dottor Franceschelli invece? Chi fa il mio mestiere deve essere per forza ottimista, è sempre mezzo pieno, quindi sicuramente anch'io la vedo in prospettiva. Certamente il fatto di aver cominciato una settimana prima del resto d'Italia anche ad avere certa libertà di movimento come è stato in Veneto ci ha già abituato a vedere come domenica in Prato della Valle o sabato ai Giardini dell'Arena ovviamente delle forme di
comprensibile avvicinanza che in questo momento, perché poi non dimentichiamoci che la città è comunque ancora parzialmente non al 100% delle sue presenze, se non altro perché mancano tutti gli studenti. Finché l'università non riapre manca una fetta importante, diciamo, dei frequentatori della città e quindi quando sarà a settembre certamente la partita da giocare è ancora più impegnativa. Allora abbiamo collegato il Ministro dei Rapporti con il Parlamento, dottor Federico D'Incà, dovremmo vederlo e lo ringrazio ovviamente perché l'ho fatto attendere, ma lui è sempre molto gentile con noi, quindi lo ringrazio e davvero della disponibilità. Sarò anche con il Ministro molto rapido e breve nelle domande, almeno cerco di esserlo. Come va, Ministro, questo governo che è criticato, che non dà i soldi a 3 per esempio città del Veneto che erano state colpite da questo virus e che erano zone rosse? Arriveranno questi soldi qui nel nostro territorio, sul nostro territorio? Ci racconti un po'. Parto subito con una domanda di soldi. Buonasera a voi tutti, saluto anche il prefetto Franceschelli e anche il sindaco Giordani. Ciao. E li ringrazio per tutto il lavoro che hanno fatto in questi 88 giorni, perché poi ce lo diciamo, dal primo caso che abbiamo avuto in quel di Lodi e poi a Euganeo, la prima vittima, il signor Trevisan, sono passati 88 giorni nei quali abbiamo fatto uno sforzo immenso come Paese. Siamo secondo me cresciuti come Italia, come italiani in questo sacrificio delle nostre libertà personali e stiamo affrontando in questo momento un'uscita da una pandemia che ancora vede oltre 60.000 casi positivi nel nostro Paese. Oggi ha avuto la diminuzione, il numero diciamo minimo negli ultimi 2 mesi di deceduti, che sono sempre tanti perché sono 99, ma siamo distanti dai più di 1000 che avevamo in alcuni momenti. Abbiamo anche un dato molto positivo che è quello dei nuovi positivi, che sono intorno a un poco più di 450, quindi sono dati che ci indicano una strada in qualche maniera verso l'uscita dall'epidemia. Noi come governo abbiamo messo a disposizione 80 miliardi di euro in 88 giorni. Sono risorse mai viste nel nostro Paese. Io ricordo tutti che nella crisi economica, quella tra il 2008 e il 2011, che era una crisi finanziaria dovuta poi alla Lehman Brothers, a un'economia basata sul subprime, l'Italia mise a disposizione per i suoi concittadini 12 miliardi in 4 anni. Noi ne abbiamo messi a disposizione 80 miliardi in 88 giorni. Su questo decreto che sta per uscire avrete delle notizie avrete delle norme importantissime che riguardano la possibilità di avere il 110% per la riqualificazione energetica e sismica delle nostre case. Abbiamo a disposizione 15 miliardi di euro per la cassa integrazione, perché ancora abbiamo tantissime aziende chiuse, ma siccome questa volta c'è una crisi generalizzata, la cassa integrazione vale anche per le aziende che hanno fino a un solo dipendente. Io lo ricorderò sempre. Adesso arriveranno anche le seconde tranche per chi ha una partita IVA, chi è un autonomo. Arriveranno oltre i primi 600 euro, altri 600 euro per aprile, e per chi è sofferto maggiormente arriveranno 1.000 euro per maggio. Oltre a questo abbiamo tolto l'IRAP, lo ricordo a tutti. Togliere l'IRAP è una tassa discussa per tantissimi anni. Noi togliamo la rata di giugno, è una parte molto importante, sono 4 miliardi di euro, e poi abbiamo anche investito sul mondo della ricerca con il ministro Manfredi, con cui assumeremo 4.000 ricercatori che ci devono fare un grande balzo in avanti all'interno dell'università, del mondo della ricerca a livello internazionale. E poi mi piace ricordare anche per la parte turistica che attraverso appunto il ministro Franceschini metteremo a disposizione un bonus di 500 euro per le famiglie da 3 a più componenti, che permetteranno di essere utilizzati subito nel momento in cui si va a fare le ferie anche sul litorale della nostra bellissima regione, una delle tante località bellissime, o sul lago di Garda o nelle nostre città d'arte o in montagna da dove io vengo, insomma, che invito tutti quanti a continuare a visitare. Allora, credo che siano dei passi importanti in avanti che saranno fondamentali per la ripresa economica del nostro Paese. Ecco, Ministro, delle considerazioni. La prima la voglio fare, che poi è scaduto dal DPCM praticamente, che oggi le imprese fino a ieri non potevano licenziare, oggi possono licenziare, e questo passaggio non è stato trattato all'interno del Parlamento, all'interno di quello che ha fatto Conte. Cioè oggi molte aziende hanno licenziato i propri dipendenti in virtù proprio che è scaduto appunto il vecchio decreto. Come mai non ne avete parlato di questo?
C'è un passaggio, io ancora non ho dati sui licenziamenti, c'è una giornata di differenza, ma andrà in Gazzetta Ufficiale domani, noi contiamo di poter recuperare. Io invito anche tutte le persone che hanno in questo momento dipendenti, aziende, a non licenziare. C'è la cassa integrazione per tutti, ci sono delle prospettive di lavoro futuro. In questo momento è da tenere insieme il Paese, invito tutti quanti, perché la cassa integrazione sarà di 9 settimane quelle precedenti, poi ne abbiamo aggiunte 5 da qui al 31 agosto e altre 4 dal 1 di settembre al 31 ottobre, quindi mai visto una possibilità di utilizzare No, è vero, la cassa ma come mai, Ministro, sono convinto che riusciremo. Ma come mai non è stato rinnovato di non licenziare appunto i dipendenti? Perché non è stato fatto nei vari decreti? Sembra che si siano dimenticati di una cosa molto importante, visto le varie difficoltà. È stato fatto una cosa appositamente oppure per quale motivo non è stata prolungata? No. Ma io aspetterei prima di dire questo, perché dal punto di vista normativo facciamo le giuste considerazioni che si vedranno domani. Noi non abbiamo in questo momento dato il via nessun licenziamento, abbiamo semplicemente, c'è un'uscita in Gazzetta Ufficiale che arriverà credo o questa sera sul tardi o domani mattina del decreto legge. E questo secondo me andrà a definire anche questa situazione, non c'è nessuna volontà diversa, quindi aspettiamo prima di fare queste considerazioni perché secondo me sono affrettate e non è sicuramente la notizia più importante della giornata. Ripeto, ci sono 80 miliardi di euro per far riprendere la nostra economia e saranno a disposizione di imprese, di aziende, di lavoratori e di chi lavora nella parte del commercio. Abbiamo protetto la nostra bellissima comunità italiana. No, io l'avevo detto appunto perché oggi qualcuno ci ha mandato dei messaggi sapendo che avevamo l'ospite lei di chiederle questo, quindi ovviamente perché molto probabilmente era successo questo, allora mi sono permesso di chiederlo. E sente, le banche funzionano bene oppure sono sempre restie per tantissimi motivi che è inutile qui a spiegare, ma che conosciamo bene, a elargire del denaro, dei prestiti che sono ovviamente garantiti dallo Stato ai vari imprenditori? Noi siamo arrivati in questo momento a più di 12 miliardi di erogazione di prestiti attraverso le banche, attraverso il microcredito centrale. Noi abbiamo circa 210.000 persone, aziende, che hanno chiesto di poter avere un'erogazione di 25.000 euro o di più di 25.000 euro e stiamo lavorando al meglio anche con le banche per riuscire anche a migliorare alcuni passaggi sull'autocertificazione, su quella questione penale che in questo momento è al centro un po' della discussione, attraverso la conversione del decreto liquidità che in questo momento è alla Camera e su cui stanno lavorando anche in queste ore i miei colleghi all'interno di una riunione di maggioranza, quindi si cerca di migliorare continuamente. Abbiamo fatto delle norme che permettono di avere 900 miliardi di liquidità, una cifra mai vista nel nostro Paese. Dobbiamo sistemare alcune situazioni perché le garanzie ci sono e noi vogliamo che vi sia liquidità per le imprese in modo tale che possano continuare a vivere in un momento così difficile. Lei è bravissimo a rispondere che rapidamente, quindi le faccio subito la domanda seguente. Senta, gli economisti dicono lo Stato ha messo a disposizione molto denaro, cosa mai successa nella storia dell'Italia, però per soddisfare le esigenze di questa nazione ci vorrebbero 400 miliardi. Quindi sarebbe giusto che l'Italia si indebitasse di più oggi per venire fuori da questa situazione, perché nel non indebitarsi succederà un dramma a fine anno. All'interno del governo questo ragionamento è stato fatto, valutato, e perché non è stato elargito più denaro di quello già tanto che avete elargito? Perché, ripeto, sono passati 88 giorni e abbiamo messo a disposizione 80 miliardi di euro, sono quasi 1 miliardo al giorno. Credo sia una cifra mai vista nel nostro Paese. Oltre a questo stiamo facendo un lavoro importantissimo a livello europeo. Io credo che l'Europa abbia fatto in avanti dei passi che non si erano negli ultimi 40 giorni, che non si erano mai visti negli ultimi 10 anni. Nemmeno durante la problematica della Grecia si è ancora parlato di austerity, di fare passi indietro, di chiudere il boccaporto della liquidità. Oggigiorno parliamo di fondi da parte della BCE per 750 miliardi di euro di liquidità, quindi la Banca Centrale acquista titoli di Stato dell'area euro e per noi sono 240 miliardi di euro quest'anno sui 450 che andiamo a dover rinnovare. Poi abbiamo lo SURE, che è un fondo importante che ci permetterà di poter accedere a dei fondi per la cassa integrazione. Poi abbiamo la parte della BEI, con una banca di investimento che ci permetterà di poter fare fondi di garanzia per 100 miliardi di euro a tassi assolutamente agevolati. E poi stiamo parlando del Recovery Fund,
che sono dei fondi per la ripresa di cui oggi c'era questa intenzione, insomma, iniziale di Francia e Germania di mettere a disposizione 500 miliardi per l'Europa, che per noi come Italia è un passo in avanti, mai se n'era parlato prima, ma che occorre, secondo quello che è la nostra visione, spostare a 1.000 miliardi almeno per far sì che l'Europa possa tornare a correre e avere una visione differente. A me sembra che stiamo in pochissime settimane attraverso una crisi, una pandemia che ha colpito l'intera Europa, andare probabilmente a costruire un'Unione Europea diversa e probabilmente ci stiamo avvicinando agli Stati Uniti d'Europa, che sicuramente sarebbe il passaggio migliore e la direzione corretta per il nostro Paese e per l'Europa intera, confrontandoci con dei giganti internazionali come gli Stati Uniti d'America e la Cina oppure l'India, che sono sicuramente di dimensioni non confrontabili con un paese singolo come l'Italia, ma soltanto confrontabili con un'Unione Europea. L'ultima, Ministro, in tutto questo i sindaci sono senza soldi, glielo semplifico, tutte le città, tutti i sindaci non hanno più soldi, non hanno avuto introiti in questi 88 giorni, hanno avuto solo spese e devono pagare molti dipendenti, devono pagare le spese correnti e non hanno soldi. Il governo ha pensato a questi sindaci che un po' sono messi alla canna del gas, mi scusi il termine, veneto. Che se tu sia un sindaco, che sia un parlamentare, che tu sia il presidente della regione Veneto, siamo tutti sulla stessa barca. Noi non ci possiamo permettere di mettere in difficoltà i sindaci, di mettere in difficoltà le nostre imprese, di mettere in difficoltà i nostri lavoratori. Abbiamo fatto alcuni passi in avanti importanti con questi decreti, ne faremo altri, cercheremo di comprendere come far ricominciare le attività all'interno dei comuni, dargli una liquidità crescente e poi lavoreremo insieme a loro attraverso l'ANCI. Tra l'altro io inizialmente ho sentito Giordani indicare l'importanza della mascherina. Noi abbiamo delle persone sul territorio che vigilano costantemente sulle nostre comunità, che sono i nostri sindaci. Allora va riconosciuto, lo diceva anche De Caro oggi, un ruolo fondamentale nella gestione di questa fase 2, forse 2 e mezza, in cui ci avviciniamo sempre di più alla ripresa della normalità, all'utilizzo della mascherina e vari passaggi. Per cui guardate, c'è sempre un rapporto diretto con l'ANCI e diretto con i sindaci e quello che mancherà cercheremo di fare. Poi è chiaro, non riusciremo ad arrivare ovunque e con tutti e non sarà come se non fosse successo nulla, questo è poco ma sicuro, dovremo tutti quanti un po' stringere la cinghia, ma i sindaci non verranno lasciati soli. Ed è questa una bella parola di fiducia. Grazie Ministro, lei è sempre molto gentile. Se vuole fare salutare il sindaco Giordani, il prefetto Franceschelli che sono qui, che l'hanno ascoltato, ciao in Federico. Silenzio. Grazie, Ministro. ciao. Sono io che vi ringrazio ancora, io ringrazio il prefetto e il sindaco perché sono persone che sanno essere misurate, che sanno comprendere le difficoltà, che sanno richiamarsi ai nostri doveri e poi sono in prima fila, sono veramente davanti a tutti nel gestire questa emergenza. Io credo che le istituzioni si siano, unite molto di più in questa pandemia e credo che probabilmente dovremmo mettere da parte molte polemiche del passato e guardare il futuro insieme, perché davanti a una crisi economica che stiamo affrontando, una pandemia prima, credo che molti colori politici non esistono poi alla fine, ci sono soltanto le brave persone che con grandissimo sacrificio si mettono a disposizione degli altri e io ringrazio Franceschelli e Giordani per il lavoro fatto. Grazie Ministro, buona serata, grazie della disponibilità. Ciao. Grazie. Andiamo in pubblicità tra poco.